Benvenuti, oggi è giovedì 19 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:23. La luna si leva all'1:07 e cala alle 13:44. Oggi si celebra San Romualdo. Il nome Romualdo ha origine tedesca e significa dominatore glorioso. Oggi 19 giugno è la giornata mondiale della drepanocitosi o anemia falciforme. La giornata è nata con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza di questa patologia riconosciuta dall'ONU e con cui ogni anno nascono nel mondo più di 300.000 bambini. È molto diffusa nelle popolazioni dell'Africa, dell'India, dei Caraibi e del bacino del Mediterraneo. Sono 50 le candeline per l'attrice Anna Valle. Romana di nascita, a 13 anni si trasferisce a Lentini, paese d'origine della madre. Eletta Miss Italia nel 1995, nel 99 è stata scelta per il ruolo da protagonista nella fiction Commesse. Dal 2021 è protagonista della fiction di successo Luce dei tuoi occhi e da quest'anno la troviamo in Le onde del passato. Festeggia 59 anni il giornalista e conduttore Mario Giordano. Dal 2018 conduce su Rete 4 Fuori dal coro. È caratterizzato dal timbro particolare della sua voce e dagli atteggiamenti scenografici con cui si approccia ai temi politici trattati. Infine oggi compie 61 anni il politico inglese Boris Johnson. Dal 2019 è leader del Partito Conservatore e fino al 2022 primo ministro del Regno Unito. È una delle figure politiche britanniche più controverse degli ultimi anni. Immaginate un gatto peloso di colore arancione con striature nere, che è pigro, goloso di lasagne e non molto affidabile. Questo è proprio Garfield, il simpatico gatto creato dal famoso disegnatore americano Jim Davis. Il 19 giugno del 1978 la sua prima striscia a fumetti è apparsa su 41 giornali negli Stati Uniti, diventando la più diffusa al mondo. Garfield ha conquistato i cuori di milioni di lettori di tutte le età. Come è noto, i nostri occhi sono organi davvero straordinari, ma sapete come funzionano? Sono costituiti da dei sensori detti fotorecettori e ne esistono di due tipi, detti coni e bastoncelli. I primi sono deputati alla visione dei tre colori primari per la nostra ricezione, rosso, verde e blu. I secondi invece sono circa 4.000 volte più sensibili alla luce e sono impiegati per la visione al buio, in quanto percepiscono con maggiore sensibilità le diverse intensità della luce che raggiunge i nostri occhi. I segnali ricevuti verranno infine inviati al cervello. Buon giovedì ai 12, oggi la Luna entra in Ariete, si congiunge a Nettuno e a Saturno e aumenta il quoziente di bellicosità col Sole e Giove, ambizioni e aspettative che nell'oroscopo imperversano un po' per tutti i 12, vediamo come. Ariete, siete protagonisti di questa giornata zodiacale con una Luna che arriva a dare manforte a Nettuno e Saturno nei vostri gradi, entrambi quadrano a Sole e a Giove. Urge prendere delle decisioni importanti e capire come uscire un po' da un loop in cui vi siete cacciati. Ci riuscirete con l'intuito della Luna. Toro, la giornata di oggi vede Urano stare bene come non mai è stato nei vostri gradi, proprio perché un solido trigono a Plutone e 3 a Saturno, Luna e Nettuno lo rendono fortissimo e capace anche di un grande decisionismo. Oggi non ammetterete ritardi né tensioni, anche perché Marte è entrato in trigono e quindi vorrete gestire con forza e decisione le vostre decisioni. Difendetevi.
Gemelli, la giornata di oggi vede ancora il Sole nei vostri gradi che quadra ad un ammasso planetario in Ariete, Luna, Nettuno e Saturno contro. Oggi le considerazioni saranno proprio su una visione delle cose un po' più attenta, che non lasci spazio a dubbi perché avete proprio deciso di chiudere con qualcosa o con qualcuno. Cancro. Oggi il Giove che ospitate nei vostri gradi è molto più agguerrito proprio perché Luna, Saturno e Nettuno sono contro. Oggi molto probabilmente dovrete prendere coscienza di una situazione che non volevate vedere, quindi siate analitici e forti. Usate Mercurio nei vostri gradi, lui non sbaglia mai a inquadrare le situazioni. Leone, una giornata oggi sgombra da pensieri e la Luna, Saturno e Nettuno sono tutti dalla vostra parte. Il Sole e Giove dibattono su alcune ambizioni che vorrebbero che voi coltivaste, che le esplodesse. È solo un periodo di accumulo in cui si creeranno le basi per degli sviluppi futuri molto ma molto importanti. Vergine, Marte comincia a muoversi nei vostri gradi e va d'accordo ed è corroborato dalla grande energia del Sole e anche dalla fortuna di Giove. Solo Urano quadra, per cui occhio agli imprevisti, ma andrà sicuramente molto bene per tutti quelli che hanno in ordine tutta una serie di faccende che riguarda il lavoro. Bilancia, la vostra giornata oggi deve essere scandita da una forte presenza di spirito, proprio perché la Luna, Saturno e Nettuno saranno contro e anche Giove e Sole vi spingono a fare del vostro meglio per aggiustare delle situazioni in maniera diplomatica e sensata, soprattutto se ci sono di mezzo degli accordi lavorativi o del denaro. Scorpione, giornata oggi che vede un po' i bisticci planetari esentarvi da tutta una serie di faccende. Vi godete comunque l'influsso positivo di Mercurio e di Giove e proprio per questo tutto vi fa ben sperare in sviluppi futuri. Scalpitate un po' proprio perché vi è stato promesso qualcosa e non vedete l'ora che si avveri. Sagittario, una giornata oggi alquanto particolare proprio perché sia il vostro pianeta guida che Marte sono un po' impegnati a dibattere su delle discussioni un po' complicate che coinvolgono anche terzi. Ci sono passaggi legali, passaggi di ruolo, forse dovrete sostituire qualcuno, forse dovrete prendervi la responsabilità legale di alcune cose in maniera costruttiva e positiva per il futuro lavorativo. Non abbiate timore. Capricorno, una giornata oggi che vede la Luna investire il vostro Saturno e farvi capire bene quali possono essere le ragioni di tanta complessità nelle operazioni a cui vi rivolgete, proprio perché siete molto ambiziosi, avete puntato su qualcosa di molto complesso. Non state lì a questionare sulle difficoltà iniziali, ma come al solito avvaletevi del vostro potere maggiore, ovvero la capacità di saper aspettare nel tempo. Acquario, giornata interessantissima, proprio perché tre pianeti amici dall'Ariete, Luna, Saturno e Nettuno, vi stimolano non poco e vi chiedono di fare di più, di rompere alcuni schemi e di prendervi comunque il potere che avete dimostrato di avere nelle vostre competenze specifiche, quindi vendete cara la pelle. Pesci, oggi i movimenti planetari sono tutti volti alle spese e all'amministrazione giuridico-legale della vostra vita. Probabilmente qualcuno o qualcosa chiederanno conti o ragioni, delle scadenze o delle cose a cui dovrete ottemperare. E questo accadrà nel più breve tempo possibile, proprio perché sarete immediatamente pronti e reattivi a fare fronte a ciò che vi si richiede. Siamo nel bel mezzo della guerra di secessione, un conflitto che divide gli Stati Uniti tra quelli del nord che sostengono l'abolizione della schiavitù e quelli del sud che si oppongono. Ma il 19 giugno del 1862 una decisione storica è stata presa dal Congresso degli Stati Uniti. Per la prima volta è stato approvato il divieto della schiavitù in tutti gli stati della Confederazione. Pochi mesi dopo il proclama di emancipazione emesso da Abramo Lincoln, che ha dichiarato la liberazione degli schiavi in tutti gli stati secessionisti.
Many hands make light work. È un proverbio che significa letteralmente molte mani rendono il lavoro più leggero. Questo proverbio sottolinea che quando molte persone lavorano insieme, un'attività complessa diventa meno difficile. In altre parole, la collaborazione permette di raggiungere un obiettivo più velocemente. In italiano esiste un proverbio simile: l'unione fa la forza. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La morte di Francesco Baracca fu un evento incredibile. Era difficile accettare che un pilota così invincibile potesse cadere in un combattimento aereo. Durante i 3 anni di guerra Baracca aveva vinto ben 36 duelli aerei, diventando una leggenda vivente. Ma c'è di più nella storia di questo eroe. Circa 80 anni dopo la sua morte sono venute alla luce delle lettere che hanno rivelato un lato inaspettato. Baracca aveva un legame con una giovane di nome Norina Cristofoli, destinata a diventare una famosa cantante lirica. Tuttavia, all'epoca Norina aveva solo 15 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. E noi, da grandi amanti della vita, vi accompagniamo sempre verso l'inizio di una nuova giornata. Ci vediamo domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.